Benvenuti alla visione della nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Anche questa settimana raccontiamo le vicissitudini della stagione travagliata 2019-2020 e anche in questa puntata chiaramente sentiremo la voce di tantissimi protagonisti del calcio nostrano e non solo. Infatti sarà Giorgio Perinetti, il noto direttore sportivo, ad aprire la puntata odierna di Penalty. Abbiamo la possibilità di sentire la sua voce ed il suo parere grazie all'intervista realizzata da Raffaele Minichino di Sport in Oro, Roma. Giorgio, innanzitutto un tuo giudizio sul ritorno invece della Serie A e anche della Serie B ormai prossima. Un percorso difficile, però condotto molto bene dalle istituzioni sportive, il Presidente Gravina in testa, anche il Presidente della Lega d'Alpino ha cercato, è arrivato da poco, ma si è inserito nel nostro mondo molto bene, ha cercato di compattare anche tutte le società di A che erano abbastanza, qualcuna era un po' restia magari a questa ripresa per diversi modi di vedere o interessi. Insomma, il calcio è riuscito a riproporsi in maniera compatta davanti al governo, davanti alla commissione tecnico-scientifica, e quindi è stato ottenuto secondo me un grandissimo risultato, e questo bisognava assolutamente tornare in campo, perché il pericolo di far passare ancora tempo, intanto chiaramente settembre-ottobre poteva essere sempre comunque un punto interrogativo la ripresa, perché non è detto che i parametri sarebbero poi cambiati, quindi è stato importante trovare questa soluzione, ripartire. Il calcio di Serie A fa da traino naturalmente a tutto il movimento calcistico, e quindi questa è una speranza anche per i nostri bambini delle accademie che sognano, no, di emulare le gesta dei grandi campioni, e quindi di dare speranza di tornare presto in campo e tornare a sognare di essere calciatori. Quindi è un movimento enorme, non soltanto dal punto di vista economico, come è stato già rimarcato, non soltanto dal punto di vista tecnico, perché naturalmente la Serie A è importantissima, ma soprattutto per il momento di base, proprio per i nostri giovani, i nostri ragazzi che devono sperare di tornare in campo presto. Intanto avranno il modo di vedere i loro campioni, i loro beniamini, e questo è già sicuramente poi per tutti, ci porterà di nuovo un po' poi di per tutti i motivi che ha anche ricordato il Presidente Tisci. Naturalmente sono tutte cose che hanno la loro importanza a livello morale, a livello di segnale di ripresa generale del Paese, come ha sottolineato anche il Presidente Gravina. Il problema è che noi, tutte queste misure che sono di assoluta straordinarietà, sono una risposta a un'emergenza epocale, per cui è chiaro che almeno nelle prime fasi bisognerà attenersi, bisognerà cercare di seguire il protocollo e di seguire le linee guida. Anche se tutto sembra difficile, tutto sembra anche per le società ulteriormente oneroso, esatto, e sacrificio anche per i genitori, e attenzione massima per far applicare ai ragazzi le regole, che poi dopo sappiamo che i ragazzi al campo, diciamo, ufficiale fanno questo e strada giocano 10 contro 10, certo, vanno a sfogarsi con la partitella
che però non è certamente... No, ma come dice giustamente Però il il problema è un fatto straordinario. Tutto ci pare, non dico assurdo, ci pare quasi esagerato, ci pare quasi inapplicabile, ma la verità è che sono misure straordinarie per un'emergenza mondiale, provvisoria, speriamo. che speriamo sia provvisoria e che poter già ricominciare attraverso appunto l'applicazione delle linee guida ci porti poi gradatamente, ce l'auguriamo, perché vorrebbe dire che la nostra salute è protetta definitivamente verso la normalità. Però è chiaro che ci sono dei passaggi e delle fasi che bisogna questo è fuori dare. La riduzione delle squadre del professionismo, come... Ma questa è una riforma che è stata sempre annunciata, non dico annunciata, ma comunque discussa, poi sfiorata, poi Però c'è un'occasione unica questa volta. Certo, la riflessione che ha indotto adesso tutte le componenti, no? Con questo stop lungo e col pericolo anche della difficoltà di riprendere, insomma, ha cercato sicuramente di focalizzare il problema. Credo che sia un rinvio irrinunciabile, perché il calcio deve rispondere al sistema, ai problemi e soprattutto darsi una sostenibilità. Quindi chiaramente dipenderà da tutte le componenti valutare quante squadre possono essere sostenute dal sistema. Infatti, Diversamente continuare con il pericolo, no, di stop addirittura al campionato in corso, con fallimenti vari, insomma non ha senso. Bravo. Quindi bisogna cercare di trovare Giorgio, l'equilibrio giusto. mentre- Ci si sta pensando, adesso vedremo quali saranno le soluzioni adottate. Infatti sia la Il governo serie... ha dato al Presidente federale molto potere in questo senso, Esatto. e quindi potrà prendere delle decisioni, e naturalmente sentite tutte le Infatti componenti. io sul discorso anche Sappiamo che c'è stata un'assemblea della Lega Pro, che è poi la Lega, diciamo, più sensibile a tutti questi cambiamenti, Esatto. no? Perché è sempre stata una Lega un po', diciamo, di mezzo tra il professionismo e chiaramente il dilettantismo, no? Il primo front office praticamente. E quindi cosa succede? Che lì c'era stata un'assemblea che ha determinato determinate soluzioni come proposta, che il Consiglio federale però non ha recepito. Quindi ora si è ritornati a parlare di soluzioni per promozione delle processioni col calcio giocato, che credo che sia la cosa più corretta. Ovvio che, data il numero, la complessità della Lega Pro, probabilmente si cercano soluzioni che siano le più applicabili, le più realizzabili, no? Perché è impensabile poter in così poco tempo muovere tutto il numero delle squadre della Lega Pro, e quindi si troverà una soluzione attraverso playoff e playout, che comunque è una soluzione sportiva, una soluzione tecnica, e quindi naturalmente questo può determinare promozione e retrocessioni con buona pace di tutti, altrimenti ognuno è legittimato poi a dire no, non è così, deve essere così. Un ringraziamento particolare a Raffaele Minichino, direttore di Sport in Oro di Rete Oro Roma, per questa esclusiva intervista a Giorgio Perinetti. E adesso noi di Penalty invece vi proponiamo in esclusiva il parere di Lino Gurrisi, attuale presidente del Comitato Provinciale di Catania della Federazione Italiana Gioco Calcio. Certamente rispondere a una domanda, il calcio dilettantistico, quale sarà il suo futuro, è molto difficile. Molto difficile anche perché abbiamo visto che il governo ha dato un'importanza totale al calcio professionistico che inizia i campionati e la Coppa Italia, senza pensare magari eventualmente alla ripresa della scuola, che è molto più importante, penso, che della ripresa del calcio professionistico. E parlo così che addirittura io sono un uomo di calcio. Il calcio dilettantistico non è roseo, perché la crisi già c'era prima, e le società di promozione, eccellenza, prima categoria e così via avevano tantissime difficoltà a mantenersi. La Lega Nazionale Dilettanti non ha espresso attualmente diciamo, un itere per come proseguire, spetterà quasi sicuramente al regionale decidere. Il regionale come potrà decidere? Potrà decidere nel momento in cui magari capirà l'assetto dei vari gironi e delle varie categorie come potranno essere. Un accorpamento dei gironi, chissà, un accorpamento della prima con la seconda categoria o della terza categoria alla seconda categoria. Penso che solamente così sarà possibile risolvere il problema, cercando di accorpando dei gironi di categoria
per poter andare avanti. Ma la cosa più importante in questo momento è, secondo me, il calcio dilettantistico deve spendere molto di più e deve scommettere principalmente nel costruire il settore giovanile per essere una fauna di giovani pronte per esordire nelle squadre delle varie categorie, delle varie società. Solamente così il calcio dilettantistico può andare avanti, scommettendo sul settore giovanile. Le esclusive di penalty. Era Lino Gurrisi, presidente della delegazione FIGC di Catania. E adesso voltiamo pagina, partiamo subito con la Serie D. Iniziamo con la vincitrice del girone A, la Lucchese. Proseguiremo con la vincitrice del girone B, Prosesto. Manca solo l'ufficialità e poi sarà festa. Dopo un campionato tiratissimo fino allo stop forzato per l'emergenza coronavirus, la Lucchese riassapora il calcio professionistico dopo un solo anno di purgatorio. La squadra di Mister Monaco guida il girone A di Serie D con 57 punti, con appena una lunghezza di vantaggio sul prato. Un grande premio per una società completamente nuova, nata dalle ceneri del terzo fallimento negli ultimi 11 anni. Eppure la stagione non era partita nel migliore dei modi. I primi 3 punti arrivano solo alla settima giornata, dopo ben 4 pareggi e 2 sconfitte. Sembra l'ennesima stagione maledetta. Nessuno può immaginare che da quella vittoria di ottobre contro il Savona inizierà una cavalcata incredibile. La Lucchese comincia a macinare risultati, vince lo scontro diretto con il Prato in trasferta e tra novembre e gennaio inanella una serie di 6 vittorie consecutive. Nel girone di ritorno poi sono solo vittorie, 2 pareggi e appena una sconfitta. La vittoria di misura su Ligorna certifica il primo posto a 2 settimane dallo scontro diretto con il Prato, una partita che, purtroppo, non sarà mai disputata a causa dello stop. E adesso si attende solo l'ufficialità per certificare una stagione miracolosa ed una rimonta dalla zona play-out fino alla vetta. Un risultato ottenuto grazie ad una difesa di ferro, capace di subire solo 19 reti, guidata dall'esperto Michael Benassi. A centrocampo l'esperienza di Cruciani e Nolè e in avanti la fisicità di Pasquale Iadaresta, prelevato dal Foggia nel mercato di dicembre. Ancora pochi giorni e sarà di nuovo Serie C. Quattro punti di vantaggio prima che il coronavirus congelasse i sogni di primato, lasciando tutti con un grosso punto di domanda. Adesso che i nodi sono stati sciolti, lo spumante può essere tolto dal freezer e il tappo fatto saltare per aria. La Prosesto, in testa al girone B di Serie D, torna in Lega Pro e il calcio professionistico brinda al rientro tra i suoi ranghi di una vecchia conoscenza. Dalla fondazione nel 1913 scorrono 107 anni di storia, 25 dei quali a bazzicare tra C1 e C2, che intanto ha cambiato tante volte pelle, nome e formato, 4 addirittura le esperienze tra i cadetti. A Sesto San Giovanni dunque si è respirato calcio vero e ora, grazie alla truppa guidata dall'ex Palermo Federico Parravicini, non ci si dovrà aggrappare più alla nostalgia. Il Legnano, a cui va riconosciuto l'onore delle armi, ci ha provato finché la pandemia gliel'ha concesso. Poi ha dovuto alzare bandiera bianca. L'assalto alla promozione è posticipato, ci vorrà solo una buona dose di pazienza. 10 anni d'altronde aveva aspettato la Prosesto prima di godersi il meritato salto. Con 27 turni disputati sui 38 in calendario e il successo per 3-2 nello scontro diretto all'immediata vigilia della pausa per il Covid, nessuno avrà da recriminare. E se il passato è un ricordo a cui guardare con affetto, per resistere tra i grandi ci vorranno passione e lungimiranza. Lo sa bene il presidente Gabriele Albertini, che ha confermato Parravicini in panchina e bussa all'Inter per trovare giovani pronti alla categoria. Simone Monnio e Luciano Gualdi, 20 gol in 2, sono gli uomini da copertina nella stagione dei sogni. Bisognerà capire se l'anno prossimo saranno ancora al servizio della causa. Ci sarà tempo per pensarci però, perché adesso è solo il momento di alzare al cielo i bicchieri.
Lucchese e Prosesto che la prossima stagione disputeranno il campionato di Lega Pro. Per la prima volta invece approda in Serie C il Campo d'Arsego che ha vinto il girone C del campionato di Serie D, mentre nel girone D la vittoria è andata al Mantova che ritorna finalmente in Lega Pro. Una piccola comunità veneta di 15.000 anime nella provincia di Padova. Una società rilevata in prima categoria e che a giorni sarà promossa ufficialmente in Serie C. Questa è la bellissima storia del Campo d'Arsego, capolista del girone C di Serie D, con 65 punti e con un vantaggio di 6 lunghezze sul Legnago. Una piccola realtà guidata dal presidente Daniele Pagin, che attraverso sacrificio e programmazione sta regalando il calcio professionistico ad un piccolo centro di provincia. Un campionato praticamente perfetto fin dal girone d'andata. Dopo 3 pareggi consecutivi ad inizio stagione, la squadra comincia a vincere, chiudendo al girone di boa con una sola sconfitta. Il primo posto viene certificato anche dal netto 3-0 rifilato nel mese di novembre a Legnago. Nel girone di ritorno la squadra di mister Andreucci amministra la vetta ed incappa in 2 sconfitte consecutive nelle ultime 2 giornate disputate prima dello stop forzato. 2 KO fisiologici che non pregiudicano la classifica, vista anche la grande distanza dagli inseguitori. Un risultato ottenuto grazie ad un grande lavoro di squadra. I 25 gol incassati certificano il Campo d'Arsego come miglior difesa del campionato. Tuttavia è la fase offensiva a dare lustro all'intero gruppo. Il reparto offensivo, completamente over, viene esaltato dalle 11 rete di Vincenzo Calì e dalle 10 di Gianmarco Gabbianelli, impreziosite da 9 assist. A mettere il sigillo a questa fantastica annata c'è anche la stella di Cristian Pasquato, che dal grande professionismo ha deciso di rimettersi in gioco in Serie D. Per lui 4 gol e 3 assist in 13 presenze. La prima volta non si scorda mai e dunque prepariamoci a dare il benvenuto in Serie C al Campo d'Arsego. La banda obliqua, rossa su sfondo bianco, ricorda quella del River Plate. Sprazzi di Argentina nel cuore del nord Italia, al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, dove Mantova ha il suo regno e si sforza di respingere con fatica gli assalti dei giganti del calcio. Non saranno gli anni di Maurizio Lori, quando si sognava la A e sul campo si raccoglievano gli scalpi di Napoli, Genova e addirittura Juventus. Ma la promozione in Lega Pro sa di primo passo verso il paradiso. In quarta serie, nel girone D, i 7 punti di vantaggio sul Fiorenzuola consentivano di sentirsi piuttosto sicuri e di guardare con fiducia al rush finale. Il coronavirus ha stoppato a metà la 25esima giornata e lasciato tutti col fiato sospeso, sebbene l'epilogo fosse nell'aria indipendentemente dalla pandemia. Certo, si potrebbe opporre che dopo il 3-3 dell'andata c'era ancora lo scontro diretto del ritorno da giocare, eppure sensazione condivisa è che nonostante gli sforzi profusi difficilmente ci si sarebbe potuti confrontare alla pari con Golia. Vincere e nient'altro, con questo presupposto era cominciata la stagione e quando la certezza del successo ha vacillato, a pagare per tutti è stato l'allenatore. Via Lucio Brando, dentro il duo Garzon-Cuffa, con l'obiettivo, poco nascosto, di riprendere immediatamente a correre. Con elementi in rosa del calibro di Altinier, Giorgi e Della Fiore, difficilmente sarebbe potuto essere altrimenti. Veterani di categorie superiori, mescolati a gente di sicuro affidamento, da Valentini a Venturini, come una filastrocca, passando per i bomber Guccione e Scotto, 35 gol in 2 e portieri avversari chiamati in continuazione agli straordinari. Se nel pallone non vince sempre il più forte, insomma, Mantova è la regola che smentisce l'eccezione. 3 anni per ritrovare il professionismo, d'altronde, sono anche troppi per chi è abituato a calcare terreni prestigiosi e ad esibirsi sotto la luce dei riflettori. Non sarà il playoff del Delle Alpi contro il Torino nel 2006, ma per ritrovare 60.000 spettatori accalcati in tribuna, da qualche parte bisognava pur partire. Il girone E del campionato di Serie D quest'anno è stato vinto dal Grosseto, 2 punti di vantaggio nei confronti del Monterosi. Un testa a testa serrato, durato finché è stato possibile. Poi il coronavirus ha bloccato il calcio e il pallone ha smesso di rotolare. Come sarebbe andata a finire non è dato sapersi, resta un verdetto con la promozione del Grosseto fra i pro e l'amarezza a regnare in casa Monterosi. Nel gruppo E di Serie D, tra prima e seconda, c'era uno spazio risicato di 2 punti.
e, dati 27 turni su 34, il tempo sufficiente per consolidare o ribaltare le gerarchie. Anche gli scontri diretti erano stati ugualmente divisi, 3-0 per i laziali all'andata, vittoria di misure maremmani nel girone di ritorno, a conferma di un equilibrio estremo. Chiacchiere che la pandemia ha spedito senza troppi complimenti in soffitta, spalancando ai toscani la gioia della promozione. Nessun caso fortuito, sia chiaro, alla fortuna bisogna dare il giusto peso, perché, comunque la si pensi, il Grifone ha mirato con decisione al salto di categoria, investendo in modo importante nello scorso mercato estivo e affidando la panchina a un'autentica leggenda del calcio a tinte biancorosse. Lamberto Magrini è arrivato in Toscana quando il campionato si chiamava ancora Eccellenza, adesso entra in Lega Pro dalla porta principale. Una storia d'amore fatta di avvicinamenti e brusche frenate, in cui si annovera addirittura un'esperienza in Serie B. Riprovarci sarebbe il proverbiale sogno nel cassetto, ma piano a volare alto. Per restare tra i lupi servono organizzazione e lungimiranza, la programmazione quale risorsa unica per far fronte a budget limitati. A tal proposito, Filippo Moscati, capocannoniere del girone con 13 reti, è bomber di categoria e chissà che sia questa l'occasione per imporsi pure a livelli più alti. Il messinese Francesco Giunta è stato il colpo di dicembre, a cui ci si è affidati per incrementare la qualità. Completa il quadro un mix ben miscelato di giovani e veterani, da cui non è folle pensare di ricominciare. Alla società il compito di effettuare le opportune valutazioni durante un'estate in cui non ci si fermerà un momento. L'esame di maturità incombe, presentarsi impreparati, d'altronde sarebbe un imperdonabile autogol. Anche la prossima settimana continueremo a conoscere le squadre che hanno vinto i loro rispettivi gironi nel campionato di Serie D in questa tortuosa stagione 2019-2020. Tutto questo grazie alla collaborazione diretta di Penalty con l'agenzia di stampa sportiva Uisport. Continuiamo a parlare di Serie D, adesso una clip musicale dedicata ad Antonio Crucitti, uno dei giocatori di punta dell'ACR Messina.
Si è particolarmente distinta sicuramente una società siciliana quest'anno nel campionato di Serie D. Parliamo del Marina di Ragusa. La scorsa settimana abbiamo sentito la voce del suo allenatore Salvatore Utro, oggi invece sentiamo le parole del suo direttore generale Nunzio Calogero. Siamo in attesa del Consiglio federale dell'8 giugno dove dovranno uscire tantissimi aspetti sia per la conclusione degli attuali e dell'attuale stagione agonistica, sia per le basi per la ripresa della prossima. Come tutti sappiamo, i vertici il direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, sia per la Serie D e i vari comitati regionali per le categorie inferiori, dilettantistiche, eccellenza, promozione, prima categoria e così via, dovranno e stanno proponendo le loro decisioni sui verdetti comunque sia da assegnare, e premettendo che tutti noi penso avremmo preferito, tutti noi addetti ai lavori, calciatori e allenatori, avremmo preferito conquistarci i vari obiettivi o perlomeno concludere la stagione agonistica in campo. Penso che in una situazione di emergenza come quella attuale, che fortunatissimamente sembra un po' essere un po' distante, ripeto, il peggio è essere un po' distante, quindi sembra che il nostro paese ne stia pian piano uscendo, però in una situazione del genere sappiamo tutti che i protocolli da attuare nel mondo dilettantistico sarebbero impossibili da attuare all'interno del calcio dilettantistico, quindi credo e penso che la chiusura sia stata doverosa, la chiusura anticipata delle varie competizioni dilettantistiche. Quindi tutte le decisioni o tutte le proposte portate in Consiglio federale dal direttivo LND e dai vari comitati, comunque dei vari comitati regionali, comunque qualsiasi di queste proposte sono criticabili, voglio dire, non per alcuni aspetti sempre accettati da pochi e criticati da tanti, ma è un dovere da parte delle varie figure di competenza comunque sia esprimere delle proposte. Penso che comunque sia queste proposte stanno premiando comunque il merito sia a livello societario, sia a livello sportivo, sia a livello diciamo organizzativo, perché possiamo discutere su se le retrocessioni devono essere 4, devono essere 2, se la promozione deve essere 1, devono essere 2, però comunque sia, penso che dopo 3/4 di stagione i valori sia societari, soprattutto societari, che in campo siano abbastanza definiti, nonostante i punti di differenza possano essere tra una squadra e l'altra possano essere pochi. Quindi siamo in attesa di ciò, ma siamo in attesa anche di capire come il movimento debba ripartire, perché deve ripartire, perché il movimento dilettantistico è la base, a mio parere, per il calcio professionistico. Voglio sottolineare che non solo il calcio dilettantistico, ma soprattutto l'attività di base. Quindi gli aiuti del governo, da parte delle federazioni, devono arrivare alle società dilettantistiche, come devono arrivare a tutte le società che si occupano di attività di base, perché l'attività di base sono le società che si occupano di attività di base sono veramente le fondamenta dell'intero mondo calcio. Proprio per questo dobbiamo stare attenti e dobbiamo capire bene, dobbiamo essere anche intelligenti a capire le riforme giuste e gli aiuti giusti da dare alle varie società. Proprio per questo noi anche come Marina di Ragusa Calcio abbiamo aderito a un progetto chiamato Base Calcio, in cui già partecipano hanno aderito più di 200 società siciliane, dove chiediamo soltanto un incontro con i vertici del comitato regionale e successivamente con i vertici del comitato della Lega Nazionale, per andare a capire assieme, tutti assieme, a confrontarci assieme, perché il confronto è comunque sia momento di crescita, a confrontarci assieme su quello che possa essere, su come possiamo gettare le basi per una ripresa, perché questo periodo di difficoltà ha messo in luce anche
tantissime lacune che il nostro calcio che all'interno del nostro calcio erano già presenti. Quindi tutti assieme dobbiamo capire il modo più intelligente e più produttivo possibile per ripartire e per ripartire in sicurezza tutti. Oltre alle parole di Nunzio Calogero, sentiamo anche le parole di Lucia Nativo, addetto stampa della Marina di Ragusa, nonché nostra inviata qui a Penalty per questa stagione. Sono passati circa 2 mesi e mezzo dall'ultima volta e ancora ci troviamo qui a parlare dell'incertezza e su qual è il futuro del calcio in generale, del calcio dilettantistico in particolare. Innanzitutto quello che io posso dire è che ovviamente ci saranno un sacco di modifiche, una rivoluzione nell'ambito calcistico. Se diamo uno sguardo, diciamo, nel passato, quindi in questo campionato 2019-2020, posso dire che è stato comunque un campionato stupendo, particolare, strano per questa fine anticipata, in quanto qualche giorno fa è stato decretato lo stop anticipato e quindi bisognava attenersi alla classifica cristallizzata in base all'ultima partita effettivamente giocata. Per quanto riguarda la mia società, la mia squadra, quindi l'SD Marina di Ragusa, è stato davvero un peccato non poter continuare a giocare, anche perché il girone di ritorno è stato per noi, diciamo, una rivelazione. E quindi, diciamo, la salvezza sarebbe stato più bello potersela conquistare sul campo, ma questa salvezza comunque è strameritata per la mia squadra e la mia società. Invece per quanto riguarda il prossimo campionato, quindi il campionato 2020-2021, sarà anch'esso un campionato particolare. Ovviamente preceduto da una estate infuocata sicuramente per tutte le decisioni che verranno prese, quindi modifiche, una rivoluzione appunto nell'ambito calcistico, e spero anche maggior tutela per quella che è la mia categoria, quindi gli addetti ai lavori, perché penso che sia, diciamo, quel plus che dà maggior valore ad una società calcistica, per tutto il lavoro che si svolge e che sta anche dietro le quinte di una squadra. Quello che posso dire ovviamente è che per me è stata una grande esperienza di crescita, ne ringrazio ovviamente la mia società, saluto tutti gli addetti ai lavori che mi hanno accompagnato in questi mesi di questo grandioso campionato e ringrazio anche a te, Ettore Tortorici, per l'attenzione e per l'invito. Spero davvero di vedervi a tutti prestissimo, di poter tornare in campo, ovviamente in totale sicurezza e quindi rispettando tutti i protocolli sanitari, che penso che ovviamente comporterà maggiore impegno ed edizione per tutte le società calcistiche. Ci vedremo presto, un grandissimo bacio, un grande abbraccio. Adesso è la volta del giornalista Alessio Patti. È difficile poter tracciare una linea ben chiara e definita di quello che sarà il futuro del calcio. Sia per ragioni logistiche e sanitarie, perché bisogna fare i conti con quella che sarà presumibilmente la situazione a settembre, ai nastri di partenza del campionato, e non è auspicabile oggi poter fare una disamina ben precisa, perché è ancora troppo presto, perché la curva del contagio sta scendendo fortunatamente, ma non possiamo prevederne l'andamento da qua ai prossimi 3-4 mesi, perché potrebbe esserci un picco in autunno. Ecco, speriamo che questo non accada, però sono tutte ipotesi che vanno valutate. Ma soprattutto poi da un punto di vista economico, perché se ne è discusso fino allo sfinimento sugli sponsor che avranno difficoltà ad aiutare le squadre. Qui dovrà necessariamente intervenire la federazione, il credito sportivo ha fatto il suo permettendo qualche prestito che per tante società però purtroppo non sarà sufficiente, anche ci sarà un fondo perduto per tutte le associazioni sportive e le società sportive, però anche quello non sarà sufficiente per tante società, soprattutto quelle di eccellenza, promozione, che hanno tanti esborsi annuali che non possono essere coperti da questi fondi perduti. Quindi speriamo
che la federazione intervenga e dia una mano anche con scontistiche sulle iscrizioni e venga incontro a quelle che saranno le notevoli difficoltà di tutte le società, perché altrimenti si rischia di avere un collasso. Sembra anacronistico quello che sto dicendo, però di fatto, anche se ridondante, è la verità ed è tutto quello che dobbiamo affrontare oggigiorno. Mi auguro anche che ci sia da parte degli addetti ai lavori una presa di coscienza e di posizione rispetto a quello che sta accadendo, non ci sia più la richiesta e la pretesa di rimborsi spese esorbitanti, perché ci si deve rendere conto che le società non hanno più la possibilità, almeno per 1 o 2 stagioni, di poter garantire rimborsi spese esosi come è stato fino ad ora. E questo è un elemento molto importante da considerare alla luce delle difficoltà che le società stanno affrontando. Detto questo, spero che in chiusura ci sia una riforma, cioè si colga la palla al balzo da parte della federazione per rivedere i format dei campionati e per soprattutto quelli giovanili, per l'infa per il dilettantismo siciliano e non solo, perché questa è l'occasione per rivedere tutto quello che non è idoneo e che non funziona, proprio perché questa tipologia di aiuto, che all'apparenza, non essendo economico, sembra meno immediato e con un effetto appunto meno importante, però di fatto può sbloccare dei meccanismi che possono salvare il nostro calcio. Un abbraccio ed un saluto al nostro ex conduttore, ex inviato Alessio Patti di qualche stagione fa. Voltiamo pagina, dalla Serie D passiamo al campionato di eccellenza. Girone A lo facciamo subito con l'intervento di Claudio Lamia, colonna portante di un dattilo noir, praticamente assoluto dominatore del Girone A del campionato di eccellenza. Ciao Ettore, buongiorno. Intanto ti ringrazio per avermi reso partecipe della tua trasmissione. Per quanto riguarda la situazione dei dilettanti, ti dico, tutti avremmo voluto che la stagione terminasse sul campo. Ovviamente non è stato possibile per la situazione che si è venuta a creare. Come impossibile sarebbe stato una ripresa per le spese insostenibili del mantenimento dei protocolli che stanno attuando nelle categorie superiori. Di conseguenza la Lega ha dovuto prendere delle decisioni ovviamente che hanno lasciato scontenti molti presidenti, soprattutto riguardanti quelle società che per esempio in Serie D si sono viste retrocesse, con ancora molte partite cruciali da disputare, dove avrebbero sicuramente avuto la possibilità di giocarsi la salvezza sul campo, anche che magari passando dai play-out. O anche tutte quelle società che avrebbero dovuto fare i play-off e non avranno la possibilità di fare il salto di categoria, poiché ovviamente il prossimo anno dovranno fare tutto da capo. È chiaro che sarà molto difficile, soprattutto per quei presidenti tra virgolette appassionati che mantengono delle società dilettantistiche rimettendoci soldi propri, ovviamente non avendo alcun beneficio economico, anche perché, come ben sappiamo, a questi livelli molte società sono sostenute dagli sponsor,
che collaborano e che verranno sicuramente meno vista la situazione attuale. Io mi auguro che la Lega possa dare una mano a queste società, perché comunque se no sarà davvero molto dura, sia per i club che per tutti gli attuali tesserati che si trovano in queste categorie. Mi auguro quanto prima che la situazione si possa sbloccare nel migliore dei modi e che presto possiamo tornare a divertirci dentro un campo di gioco. Ti ringrazio come sempre per la tua gentilezza e ti mando un abbraccio. A presto. Rimanendo nel girone A del campionato di eccellenza, sentiamo le parole molto importanti di Sebi Catania, allenatore della Leonfortese. Ettore, è chiaro che per quanto riguarda il futuro non sappiamo quello che succederà. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza si sono già pronunciati, hanno detto che i campionati sono terminati, per cui ora dobbiamo vedere quando usciranno i comunicati ufficiali come sono terminati. Chiaro che se in questo caso nei nostri due gironi ci saranno le prime che saranno contente, che giustamente erano le prime in classifica e festeggeranno, però è anche vero che dietro avevano due squadre che stavano lottando, il campionato secondo me era ancora, stando ai numeri, era ancora aperto, per cui ci saranno chi sarà contento e chi sarà scontento, ma come in tutte le cose, anche quelli che comunque stavano rincorrendo per un posto nei playoff, per una migliore classifica. Tutto ora sta a vedere che decisioni prenderanno, se chi potrà fare di pescaggio, chi non lo potrà fare. Però anche lì ci saranno sempre gli scontenti, perché ci sono squadre che hanno già fatto di pescaggio che non lo possono fare, ma che comunque erano in piena corsa. Tutta una serie di cose che noi oggi non siamo in grado di poter giudicare. Dobbiamo solamente aspettare e basta. Sapendo che ci sarà sempre chi rimarrà solo contento e chi scontento. Poi per quanto riguarda il futuro, io credo che spero che si possa ricominciare il più presto possibile, perché comunque diciamo che il nostro mondo, che è il calcio, non poter lavorare diventa difficile per tutti. Diventa complicato, anche perché poi parliamoci chiaro, la domenica il calcio manca e manca a tutti, non è la cosa più importante. Magari in questo momento ci sono altre priorità, però il calcio io ho sempre detto che è la cosa più importante delle cose meno importanti, per cui speriamo di poter ricominciare, speriamo di poter fare quello che è la nostra passione, il nostro lavoro, cercare di poterlo fare sicuramente rispettando quelle che sono le regole di sicurezza. Però vedi, su questo poi andiamo fuori dal calcio. In una partita dove non ci sono gli spettatori, però poi tu vai a vedere che comunque stanno aprendo le discoteche. Però poi a scuola facciamo le lezioni online. Allora secondo me c'è qualcosa che andrebbe rivista. Non sta a me dire quello che sono le cose che sono giuste e le cose che sono sbagliate, per carità, però ritornando al calcio spero che a settembre, agosto, settembre si possa ricominciare in una maniera serena, poter riprendere la vita che comunque ora piano piano stiamo cercando di fare nostra, che è quello che comunque abbiamo sempre condotto. Speriamo questo. Poi, per carità, tutti quanti parlano di riforme, tutti parlano parliamo tutto di tutti. Bisogna vedere se a queste chiacchiere vogliamo aggiungere fatti concreti, perché cambiare il calcio basta poco. È inutile che ci giriamo attorno. È una categoria dove tutti quanti, l'ho sempre ribadito, siamo considerati dilettanti, ma non lo siamo perché ce alleniamo 5 anche 6 volte. Io desidererei a tutti quelli che ci dicono che siamo dilettanti, vai nelle città dove hanno fatto un certo calcio, dove c'è una certa storia e fai la prova di allenarti 2 volte a settimana, di sera. Non lo so come la potrebbero prendere tutto il sistema, no? Tutta la città, tutto il capoluogo, tutti quelli che hanno una storia alle spalle. Io non credo che sia una cosa che si possa fare. Allora dico che se c'è la Serie D che è semi-pro, perché non può diventare anche l'eccellenza un campionato dove ci sono contratti, ci sono società che vanno avanti in maniera
dignitosa, dove ci sono quelli che possono pagare e stabiliscono i contratti in funzione di quello che possono pagare durante l'anno. Detto questo, io auguro comunque una buona estate a tutti, auguro una ripresa e un abbraccio a presto sui campi di calcio, che è comunque quello che ci manca. Un abbraccio e arrivederci. Grazie dell'invito. Dalla girone A alla girone B. Lo facciamo adesso con l'intervento di Graziano Cutrufo, attuale presidente dello Sport Club Palazzolo. Le novità di quest'anno sono che ho deciso, dopo questo lockdown, questo periodo triste, che secondo me ho fatto calcio fino a ieri sperperando denaro e vedendo, soprattutto dopo questo grande e brutto periodo, i calciatori stessi in molte difficoltà. Quindi ho maturato l'idea che secondo me fare calcio a livello dilettantistico o perlomeno arrivato a determinate categorie deve essere un dopolavoro, perché vedere giocatori che fino a ieri con lo stipendio del calcio si pagavano gli affitti, mantenevano le famiglie e i figli, oggi si trovano in serie difficoltà. E quindi come si trovano in serie difficoltà loro, mi trovo in serie difficoltà io, quindi ho pensato innanzitutto di non abbandonare Palazzolo, perché come ho detto sempre sono innamorato sia dei palazzolesi e del Palazzolo Calcio, di ridimensionare tutto, perché la domenica e il calcio stesso è uno sport e quindi non stressarmi e divertirmi. Da qui abbiamo deciso di iscrivere il Palazzolo, lo vedremo in promozione, con una dirigenza tutta nuova per dare degli stimoli e per soprattutto coinvolgere tutti sti ragazzi che, devo dire, anzi mi scuso, fino a ieri sono stati penalizzati perché o volere volare noi facevamo delle squadre a vincere e quindi secondo gli allenatori e me per primo che non mi sono impuntato non sono stati molto partecipi a questi grandi campionati e quindi ovviamente penalizzati. Quindi faremo una squadra in promozione, la faremo con l'80% dei ragazzi tutti del posto e delle zone limitrofe, non con la velleità di andare a vincere campionati, ma con la velleità di vedere il campo di Palazzolo che la domenica diventi un punto di riferimento per tutti e tifare per i propri figli e divertirci. Il Palazzolo sarà dei palazzolesi. Stiamo mettendo a punto le situazioni, non è detto perché siamo in promozione che ci saranno delle restrizioni, perché il Palazzolo ha avuto un'immagine e tale rimarrà, ovviamente con spese ridotte, pensieri ridotti e forse credo che ci divertiremo in più. Qualcuno dirà deve essere un alibi, noi degli altri non ci interessa cosa pensano e cosa dicono, noi guardiamo a casa nostra e quindi oggi volevo dare un in bocca al lupo a Peppe, perché da domani lavoreremo sull'organigramma e su come andare e proseguire avanti. Quindi Peppe Matarazzo sarà il responsabile della scuola calcio, anzi per meglio dire il responsabile della scuola calcio, non so se farà allenatore nella prima squadra, sarà il responsabile in toto del Palazzolo Calcio. Oggi Peppe Matarazzo e Graziano Cutrufo a Palazzolo. Intanto buonasera a tutti, scusate per l'emozione perché non è una cosa da poco e le parole che ha detto Graziano ripagano di tutti i sacrifici che uno durante l'anno
fa, perché non è facile coordinare il lavoro con tutta la scuola calcio, con tutti i problemi che si verificano, perché giustamente quando vai a gestire ragazzi che sono da diversi paesi e portarli a Palazzolo, specialmente sappiamo noi l'inverno è pesante dalle nostre parti e quindi diventa un pochettino difficile. Io per quanto riguarda il lavoro so che ce n'è tanto da fare, perché fare giocare dei ragazzi che con poca esperienza, diciamo, nei dilettanti all'inizio sarà sicuramente difficile, però è un'esperienza che già ho provato in altri posti e se uno subito riesce a fare gruppo e avere dell'entusiasmo sia delle persone nella tribuna che dei ragazzi, potrebbe essere, con qualche ragazzo di esperienza, potrebbe essere una cosa bella sia per Palazzolo che anche per la società, perché vedere crescere dei ragazzi che li hai presi quando erano pulcini, ora li ritrovi uomini, questa è una bella cosa. Come tutti ben sanno, il girone B del campionato di eccellenza è stato stravinto dal Paternò, assoluto dominatore. Sentiamo le parole del bomber Roberto Cortese. Buonasera a te Ettore, colgo l'occasione per ringraziarti per avermi invitato nella tua trasmissione. Sono passati 3 mesi da quando sono stati sospesi tutti i campionati e questo virus e questa pandemia ci ha colto un po' impreparati a tutti, non ci aspettavamo di certo una situazione così grave. I campionati si sono appena conclusi e aspettiamo i verdetti. Noi eravamo primi in classifica con un buon margine rispetto alla seconda. Spero anzi che le prime in classifica saliranno di categorie, perché appunto noi credo ce lo siamo meritati, abbiamo fatto tanti sacrifici quest'anno e sarebbe il giusto premio. Per quanto riguarda i campionati del prossimo anno, c'è molta incertezza e questa situazione un po' è particolare e credo che se rispettiamo tutte le disposizioni che ci vengono date, tutti insieme ne potremo uscire fuori il più presto possibile. Io ho letto e ho sentito che inizialmente magari i campionati andranno ad iniziare senza pubblico, a porte chiuse. Questo sarebbe un po' una sconfitta per tutti, però purtroppo le regole vanno rispettate. Ma principalmente dico, andare a fare le partite la domenica in una situazione surreale, in uno stadio vuoto, andare a fare gol in uno stadio vuoto dove magari non c'è quel calore che il tifo, che il pubblico ti può dare, non è assolutamente una situazione piacevole. Ma come ho detto in precedenza, purtroppo la situazione è questa e ci dobbiamo adeguare. Io spero che tutti uniti e rispettando le regole potremmo finalmente tirarci fuori da questa situazione. Un caloroso in bocca al lupo io do a tutte quelle società che inizialmente faranno fatica, perché senza il calore del proprio pubblico non sarà la stessa cosa. Un abbraccio a tutti voi e un grosso in bocca al lupo a tutti. È stata sicuramente una stagione positiva quella della città di Rosolini. Adesso ci guardiamo una bella clip con tutti i gol di questa stagione. Le immagini sono state realizzate da Alessandro Bellanic.
Così come il Città di Rosolini, anche la Catania San Pio X ha sicuramente disputato una stagione positiva. Sentiamo le parole del suo direttore generale. Buonasera. Quale futuro per il calcio dilettantistico? L'iniziativa di Ettore certamente va nella direzione di una socializzazione di quelli che sono i nostri auspici. Quali miei? Innanzitutto, mi piacerebbe che, alla luce delle fragilità mostrate dal sistema calcio in generale, nello specifico del calcio dilettantistico, in seguito alla pandemia che abbiamo e stiamo vivendo, si possono assumere delle decisioni volte a dare consolidamento al fine di sanare le fragilità di cui parlavo nel medio e nel lungo periodo, dall'altro anche decisioni che nell'immediato possono dare sostegno alle difficoltà delle società. Specificatamente, quando parlo di decisioni nel medio e lungo periodo, mi riferisco a quelle che vengono definite nel gergo riforme. Le riforme, per definizione, sono, dei cambiamenti strutturali, sia per rivedere degli asset, per riallocarli, sia per riadeguare un sistema stesso a quelli che sono i tempi che cambiano. Da questo punto di vista, ad esempio, una riforma di cui si è parlato, di cui attendiamo decisione, è quella che rivede un po' il dimezzamento delle squadre professionistiche e quindi in generale una riforma dei campionati. Questa è una buona idea, secondo me, che va nella direzione di un consolidamento, va nella direzione di anche dare un respiro fiscale economico alle società, anche al fine di evitare quella triste osservazione sia nella fase di iscrizione dei campionati che a volte nel corso degli stessi vedono società storiche o comunque società non presentarsi ai nastri di partenza. Mi auguro da questo punto di vista che non si cada nell'italico limite di frenare importanti riforme da parte delle burocrazie, nello specifico da parte di presidenti di Lega, dei propri consigli, che al fine di tutelare propri interessi di parte, rendite di posizione, visibilità, vadano a detrimento di quello che può essere l'interesse generale. Ma dicevo anche decisioni nel brevissimo periodo. Si è sentito più di un dirigente federale assumersi l'impegno di proporre una moratoria per quanto attiene le iscrizioni per la stagione 2020-2021. Questa ovviamente sarebbe, cosa buona e giusta, e auspicherei che ciò avvenga per quanto attiene tutta l'integralità degli oneri che vanno a carico delle società per l'iscrizione, e certamente sosterrebbe le società in oggettiva difficoltà onde evitare quella temuta emorragia, quella temuta ecatombe di iscrizione. Questi miei auspici, attendiamo i fatti concreti. Chiaramente all'interno della nostra trasmissione non può certamente mancare il solito punto di Giampaolo Montineri. Amici di Penalty, un buongiorno, è giugno per quanto riguarda non solo il Monti e Penalty ma un po' per tutti, no? Giugno nel calcio cambia completamente tutto, cambia la finestra. Continueremo ancora a parlare di cosa succederà, perché la voglia è di passare avanti, di spostare l'obiettivo su quello che è la nuova stagione, ma ancora abbiamo molte resilienze da togliere e soprattutto ancora non sappiamo cosa succederà l'8 giugno, anche se sibilmente, per usare Sibilia, sibilmente o sibiliamente qualcosa è venuto fuori. Di sicuro ci sono queste 31 società di Serie D che si sono consorziate in questo ricorso, ma per un motivo che giustamente, se dovesse andare in porto l'idea delle 4 retrocessioni, di quelle 31 la maggior parte fanno parte del chi non accetta la retrocessione d'ufficio. Per il resto stiamo aspettando perché comunque mano a mano che va avanti l'idea della Serie B a 2 gironi, di una Lega Pro Elite e quindi di una categoria nel mezzo tra la C1 o la Lega Pro e la Serie D possa nascere, e quindi le società si stanno organizzando, si stanno barcamenando nell'idea di pianificare la lista della spesa giusta e adeguata. Vogliamo andare avanti. I playoff e playout tipo monetina della Lega Pro, questo ci lascia un po' così anche questo, però in qualche modo lo dobbiamo chiudere, quindi non vediamo l'ora con giugno di
spostare l'obiettivo, quindi di portarci avanti. In effetti il nostro calcio, quello siciliano, lo sta facendo alla grande, perché già molti allenatori sono in movimento, si parla molto di calciomercato e perdonatemi, il Monti ha le sue bombe Monti, quindi già è articolato. Ruoli fondamentali di questo inizio di giugno sono due: uno, l'allenatore; due, il segretario. Molte società stanno cercando di completare la dirigenza, l'organico organizzativo proprio con il segretario che non hanno mai avuto o che comunque non hanno tenuto in considerazione. Un segretario preparato, si è capito, nell'arco dell'anno porta punti in cascina, perché magari la distrazione degli altri è un beneficio per te. Vedi la Cireale con i punti penalizzazione persi per strada, vedi anche il Sant'Agata, no? Che comunque rimurgina moltissimo su questo errore nell'arco della stagione già passata. Di sicuro non vediamo l'ora di iniziare, perché di quella passata non la vogliamo ricordare, soltanto per i numeri, soltanto per chi magari si ritroverà in una categoria superiore perché primo in classifica. Quindi i movimenti ci sono. Società blasonate di Serie D della nostra Sicilia si stanno muovendo moltissimo, vedi Licata soprattutto, che è diventata piazza ambitissima con l'idea di cercare un nuovo allenatore, visto che è stato il distacco con Campanella, e potrebbe esserci già la fumata bianca nell'arco delle 24-48 ore dalla nostra trasmissione. I nomi sono tanti, ma attenzione, anche Canicattì trova, diciamo, panchina libera da poter gestire, ed è un Canicattì anche che può cercare il salto di categoria. Attenzione anche al Sant'Agata, c'ha questo movimento, quindi anche squadre che si stanno delineando dalla promozione all'eccellenza cercheranno di lavorare sul tecnico. Spunta Furnari, che se non trova la squadra per vincere potrebbe anche lasciare. Il Siracusa, che potrebbe non confermare Marco Scifo e magari dare ancora, per continuità di famiglia, un Di Gaetano a Siracusa in eccellenza. I Cutrufo impegnati in questa holding industriale dove li vedono ufficialmente, soprattutto Gaetano, dentro il Trapani Calcio, che questo è stato un fine settimana molto intenso da questo punto di vista. E poi in virtù appunto di quello che è l'aspetto delle nuove programmazioni, la nuova idea del calcio dilettantistico siciliano, questa idea di accorpare prima e seconda categoria per far sì che non ci siano molte perdite, ma soprattutto per un altro aspetto strategico: i ripescaggi in promozione, perché in fin dei conti devi analizzare anche questo: perdi e guadagni e perdi, da qualche posto li devi andare ad agganciare le altre società, e allora la fusione di prima e seconda categoria non fa altro che implementare anche la ricerca di società che possono partecipare all'invito, perché questo termine usato la settimana scorsa ha creato un po' di sconquasso. Il ripescaggio di base è un invito, uno che lo fa la società, quindi formalizza il ripescaggio perché si autoinvita; uno è che ti arriva l'invito specifico via email, una telefonata, dire: senti, c'è questa condizione, questa possibilità, vuoi essere dei nostri, ti invitiamo. Ecco il senso dell'invito, perché insomma io ho parlato di questo invito, di un possibile invito del Siracusa Calcio in Serie D, tutti giustamente dicono: ma non può fare un salto di doppio salto di categoria, ne potrebbe fare uno soltanto, perché già sul campo comunque nell'ambito di questa stagione il Siracusa è già in eccellenza, quindi un campionato lo ha vinto, gli è stato determinato questo oggettivamente. Quindi se dovesse accadere è un invito, non è un ripescaggio. Parlando con i Cutrufo hanno detto: cioè, noi stiamo alla finestra, però sicuramente puntiamo a gestire molto meglio il campionato di eccellenza. Però le porte sono tutte aperte, perché è sempre un capoluogo di provincia. Non guarderanno mai i fatturati e i bilanci, la LND, perché giustamente in quel caso si creerebbe una scrematura pazzesca, quindi si andrebbe a ridurre moltissimo. Quindi giugno è calciomercato, l'8 giugno, in questa settimana, si deciderà il nuovo e si mette da parte il vecchio. I ricorsi ci saranno, ma saranno corsi e ricorsi che non porteranno a niente se non ad un'allungaggine degli obiettivi di inizio campionato. Aspettiamoli con piacere, ma attenzione, il calciomercato è pieno e io personalmente nei miei canali ho già detto che dal 1° giugno le bombe Monti saranno già lanciate e ufficiali, perché comunque quando viene fuori una bomba Monti vuol dire che comunque c'è un dato certo, che manca solo l'ufficialità. Quindi penalty ed tutto il resto del calcio avevamo finito di parlare.
Ma il calcio non ci permetterà, non ci finirà mai di parlare. Una cosa mi raccomando ai ragazzi, ai calciatori, ho visto questi tifosi in cartoncino e i giocatori che vanno a festeggiare la vittoria e il gol. Evitatelo, per la vostra dignità, per il vostro modo di essere equilibrati, perché troverete un nemico, il sottoscritto vi prenderà per i fondelli finché c'è vita. Finché c'è vita. Applaudite, festeggiate nel caso fra di voi, ma non cercate il tifoso che non c'è, non cercate il cartone animato, quelli ce li hanno i nostri figli in televisione, cioè non fatela questa cosa, non fatela, vi prego, non accettate questa cosa di andare a salutare, meglio salutare le tribune vuote, è più bello, è più sensato, ma non fate una cazzata del genere, scusate la parolaccia. Ciao Dal Monti. Durante l'emergenza abbiamo dimostrato di saper essere uniti, solidali e di saper rispettare le regole. Adesso, grazie allo sforzo di tutti, abbiamo ricominciato a coltivare le nostre passioni, le ambizioni professionali e incontrare le persone che amiamo. Certo, stiamo scoprendo modi diversi di stare assieme, ma ad accoglierci c'è sempre la stessa terra bellissima, la Sicilia. Con i suoi colori, i sapori e la sua magia. Perché oggi l'orgoglio di essere siciliani si dimostra così, continuando a rispettare le regole. Proprio così, dipende da ognuno di noi. Indossa la mascherina e mantieni sempre il distanziamento sociale. La Sicilia si cura. Bentrovati alla visione di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Dopo lo spazio pubblicitario ritorniamo a parlare del calcio giocato e lo facciamo subito con il campionato di promozione. Parliamo del girone A, dove quest'anno il Casteldaccia si è particolarmente distinto. In panchina c'è la Marco Aprile. È bello poter tornare a parlare un pochino di calcio dopo questi mesi un pochino particolari. Se siamo qui a parlarne vuol dire che siamo tutti bene, quindi è già una grande cosa. E cosa dire dei nostri campionati dilettanti? Siamo qui ad aspettare le decisioni che verranno prese dalla federazione, perché ovviamente ancora è forse un pochino presto per capire innanzitutto come finiranno i campionati riguardanti la stagione 2019-2020 e cercare di capire quando e se ricominceranno quelli della stagione 2020-2021. Per quanto riguarda quelli della stagione appena trascorsa, che poi in realtà non si è realmente conclusa, sarà interessante capire quello che verrà deciso, perché mi rendo conto che ci sono delle società che hanno investito tanto e che magari stavano lottando per poter vincere il campionato e magari non erano al primo posto, e quindi bisognerà capire quale sarà il loro destino. Però mi rendo conto che non sarà facile decidere, perché quello che è successo è qualcosa di veramente straordinario, quindi non vorrei essere nei panni di chi deve decidere, perché ovviamente si darà adito a malumori, ma quello è alquanto scontato. Detto questo, mi auguro che si possa ricominciare la stagione regolarmente a fine agosto, fine settembre, quello che sarà, anche perché ci sono tanti ragazzi che col calcio ancora oggi portano il pane a casa, e quindi soprattutto per loro mi auguro che si possa riprendere. Mi auguro che si possa tornare alla normalità, perché chi come me e come voi è abituato a vivere con il pallone come chiodo fisso, onestamente è brutto non poter parlare, è brutto non poter andare al campo a fare allenamento, è brutto non poter provare l'adrenalina che proviamo durante le partite, quindi mi auguro che veramente
ci siamo messi alle spalle questo periodo, che si possa ricominciare meglio di prima. Sicuramente ci saranno dei problemi, ci saranno delle società che avranno difficoltà di iscriversi. Mi auguro che la federazione in questo possa intervenire con dei contributi, con degli aiuti per le società che comunque anche quest'anno hanno investito e si sono trovate magari a non completare la stagione per come meglio speravano. Io quest'anno ho allenato la SD Castelbraccia nel girone A di promozione e devo dire che noi avevamo raggiunto tranquillamente il nostro obiettivo, che era quello della salvezza. Abbiamo navigato per qualche giornata lì in zona playoff, però diciamo il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto, quindi noi siamo tra virgolette abbastanza tranquilli, perché non avevamo obiettivi da raggiungere, ma mi rendo conto che una squadra per esempio come la Folgore, che nel nostro girone era seconda a un punto dalla prima, con una semifinale di Coppa Italia da giocare, in questo momento si trova un pochino spiazzata, perché se non dovesse essere promossa, per come si dice che le prime verranno promosse e le altre no, dico, squadre come la Folgore si troverebbero diciamo in difficoltà e meriterebbero qualche cosa in più, quindi stiamo a vedere, vediamo cosa verrà deciso dalla federazione. Vi auguro intanto una buona estate, speriamo di ritrovarci presto sui nostri campi. Buona serata. Rimaniamo nel palermitano e sentiamo il parere di mister Corrado Mutolo. Ciao Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. Per quanto riguarda questo momento del calcio dilettantistico, ma penso in generale, anche per quanto riguarda i professionisti, ma per quanto riguarda il nostro mondo, purtroppo è arrivata la notizia che tutti ci aspettavamo, che hanno interrotto i campionati, cosa che era purtroppo diciamo scontata, anche se per quello che si vocifera, per quello che si legge, credo che decretare le 4 retrocessioni dirette per l'ordine di classifica sia sbagliato, perché comunque ci sono state squadre che a dicembre hanno investito per salvarsi, è la stessa cosa per quanto riguarda le promozioni. Sì, bisogna promuovere le prime, però bisogna trovare qualcosa per dare la possibilità a chi ha anche investito per lottare e vincere il campionato, sia il girone A di eccellenza, che anche se il Dattilo ha dei punti di vantaggio non indifferenti con gli scontri diretti in casa. Dall'altra parte c'è Paterno Sant'Agata con lo scontro, c'era ancora lo scontro diretto a Sant'Agata, quindi il Paterno doveva riposare, quindi è una situazione che non è facile da gestire. Mi preme da dire che ho sentito veramente delle cose assurde, come qualcuno ha diciamo ipotizzato, auspicato di fare la Serie D siciliana, cosa impensabile. Uno, perché la Serie D poi è nazionale; due, perché mi viene anche da ridere, ci sono molte società in eccellenza che hanno grossissime difficoltà a fine la stagione, pensa a fare un altro girone di Serie D siciliano, che significherebbe il terzo girone di eccellenza. Quindi, come ha detto Morgana, è una cosa improbabile e secondo me anche improponibile. Quindi sicuramente c'è da rivedere un po' tutto il sistema dilettantistico che ci attanaglia da diversi anni. Molte società in difficoltà, molte società improvvisate. Ho letto che molti colleghi giustamente hanno detto è una pazzia fare le iscrizioni gratis, perché lascio immaginare molte società che già improvvisano pagando l'iscrizione, pensa con l'iscrizione gratis, quindi partono e poi come finisce si vedrà. Quindi io sono uno di quelli che da anni invece auspica che la federazione prenda dei provvedimenti per tutti questi presidenti, pseudo-presidenti, pseudo-direttori sportivi che si improvvisano senza essere all'altezza e non avere la disponibilità economica per fare presidenti. Quindi il
mio auspicio è invece che la federazione riveda molte cose, dia credibilità a questo calcio. Io credo invece che, e secondo me è un messaggio che voglio mandare al Presidente Lopresti, che sarebbe opportuno che il campionato di eccellenza si facesse come fanno in Calabria con un unico girone, come fanno in Puglia con un unico girone, quindi magari a 20 squadre, e fare diventare il campionato di eccellenza credibile come lo è stato tantissimi anni fa. Una buona serata a te e a tutti i tuoi telespettatori. Ad inaugurare il girone C del campionato di promozione, in questa puntata abbiamo una bella clip per quanto riguarda la stagione vincente dell'Aci Sant'Antonio, guidato da mister Torrisi. Campionato sicuramente superlativo per la squadra di Aci Sant'Antonio, così come è andata molto bene la stagione per la Ionica. Sentiamo il suo portiere titolare, Andrea Gugliotta. Ciao a tutti, ciao Ettore, ti ringrazio per l'ennesimo invito. Per me, come già sai, è sempre un piacere risponderti. Che dire, abbiamo visto tutti come a malincuore, la chiusura definitiva della stagione 2019-2020, una decisione che sicuramente nessuno voleva, però era alquanto inevitabile. Inevitabile per via dei protocolli che si dovevano applicare, dei protocolli che avrebbero comportato dei costi non sostenibili ai club appunto non professionistici. Con queste norme era impossibile far ripartire i campionati, si trattava di sanificare costantemente gli ambienti anche dopo ogni allenamento, e una sanificazione che avrebbe appunto portato dei costi che non erano appunto sostenibili. L'unica cosa adesso da fare in questo momento è pensare a come ripartire. La speranza ovviamente è quella di poterlo fare come ogni anno, come da consuetudine, a inizio settembre, però non è del tutto da escludere la possibilità di ricominciare ad inizio gennaio o febbraio dell'anno che verrà. E questo qualora si decidesse appunto di ricominciare una volta aver trovato un vaccino per questo male, e quindi poter ricominciare in totale sicurezza. Se dovesse essere appunto così, ricominciare con l'anno nuovo, il calcio dilettantistico però si troverebbe ad affrontare 2 stagioni dimezzate, quella appunto appena conclusa a 2/3 del campionato, e quella che verrà appunto da iniziare a gennaio e quindi da dover terminare nella metà del tempo che di solito è a disposizione.
E il rischio ovviamente è che di fronte a tale situazione molti club potrebbero anche pensare di chiudere definitivamente la saracinesca. Questo ovviamente è una cosa che potrebbe far male al calcio dilettantistico, poiché si perderebbero moltissime società. Ovviamente dico, il volere è quello di ripartire nel minor tempo possibile. Ovviamente a tutti mancano le domeniche di calcio, le domeniche di gioie, di sorrisi, di emozioni e anche lacrime, perché questo sport indubbiamente provoca anche quello. Mancano vedere gli spalti pieni, le famiglie, i bambini agli stadi, e tutte, diciamo, emozioni che speriamo di poter riprendere il più presto possibile. Io comunque sono abbastanza fiducioso sul futuro, anche perché grazie alla passione di presidenti, allenatori, calciatori e con un po' di sacrifici da parte di tutti, secondo me si potrà ripartire più forti di prima. E una volta ripartiti, diciamo, quelle difficoltà, appunto come ho detto prima, attraverso dei diversi sacrifici si potrebbero affrontare e quindi superare. Detto questo, Ettore, io ti mando un grande abbraccio virtuale e ti rinnovo i miei complimenti per l'impegno e la passione che metti nel tuo lavoro. Un saluto a tutti. Al secondo posto nella classifica finale di questa stagione la Ionica, abbiamo sentito il pensiero del suo portiere titolare Andrea Gugliotta. Stagione positiva per mister Vittorio Iemma dell'FC Motta. Ciao Ettore e buonasera a tutti gli amici di Penalty. Ettore, il futuro sembrava che si poteva delineare dopo il 22 maggio scorso, perché oltre alla conferma dello stop ai campionati si immaginava che ci fossero dei verdetti che andavano poi a definire quello che era appunto la fine della stagione. Oggi decisamente programmare il futuro, parlando soltanto di calcio, è difficile perché, a mio parere è difficile perché in ogni caso è chiaro ed è evidente che le prime al 99,9% saranno promosse, ma c'è da capire quali saranno i criteri sia per quanto riguarda la retrocessione sia per le squadre che si ritrovavano alla griglia dei playoff. Perché faccio questo ragionamento? Perché mi viene da pensare evidentemente che se non si è già dato ora un verdetto finale, quindi le prime salgono e non so, l'ultima retrocede oppure non ci sono retrocessioni, è evidente che si sta ragionando un qualche cosa di diverso e quindi di conseguenza tutti sono in stand-by, tranne qualcuno, per capire principalmente quale può essere il futuro da poter andare a programmare. Dall'altra parte, uscendo dal mondo calcio, è evidente che c'è una situazione in fase di miglioramento per quanto riguarda il virus, ma lì poi è un campo dove io non sento di dare considerazioni tranne che quelle mie personali, e quindi mi auguro che chiaramente a settembre, come si dice e si vocifera, si possa riprendere il tutto e quindi di conseguenza poter programmare. La prossima stagione la vedo bene nel momento in cui si può ripartire, perché non vedo perché nel momento in cui si riparte sicuramente ci sarà significa che si è riorganizzato il tutto e quindi sicuramente la vedo addirittura meglio, perché è probabile che questo periodo abbia ripulito magari in certe situazioni che non avevano motivo di esistere, perché l'eccellenza girone B per esempio nell'ultima stagione purtroppo, con tutto il rispetto per esempio per l'Atletico Catania, con dei tifosi meravigliosi che hanno tenuto vivo il titolo proprio soltanto con l'onore, il Milazzo fallito e altre squadre che sicuramente diciamo dopo 22 giornate con 14-15 punti in un campionato normale è difficile immaginare che con questo punteggio puoi pensare di salvarti. Si sono salvate e quindi magari riprogrammare sotto certi aspetti in maniera diversa sarebbe più bello e edificante per tutti. Io mi auguro che, come ti ripeto, si vocifera a settembre si possa ripartire. Sto scalpitando come penso un po' tutti gli addetti ai lavori, e perché poi
tra l'altro è inutile nascondersi dietro un dito, è un indotto che porta lavoro a parecchie persone e quindi anche se è una cosa che sotto certi aspetti qualcuno non vuole accettare, è un dato di fatto. Il calcio non è fatto soltanto dal calcio milionario, ma è fatto anche dal calcio dei normali stipendiati che portano il pane a casa. Quindi detto questo ti dico che settembre io credo che, mi auguro che sia l'ultima data per poter ripartire come prima e quindi di conseguenza poter riprendere quello che è stato sino a ieri la nostra vita tra virgolette quotidiana, diciamo. Auguro a te una buona continuazione di trasmissione, un saluto a tutti i telespettatori e mi auguro di rivederci al più presto. Grazie Ettore e buona serata, ciao. Buonasera a tutti gli amici di Penalty. È un piacere ricevere sempre il tuo invito, il tuo pensiero, anche seppur in video chat. Allora, che dire, questa stagione è finita, diciamo, male, però sostanzialmente dico, prendiamo le cose positive di quello che è accaduto, almeno a Motta. Abbiamo fatto un sacco di sacrifici, siamo arrivati nel posto sicuramente che ci spettava ed eravamo pronti, diciamo, per lottare insieme a Ionica, Milazzo e per i playoff. Chissà, con i se e con i ma non si va da nessuna parte, però diciamo che eravamo ben proiettati per poter fare bene, eravamo anche in forma. Colgo l'occasione a questo punto anche per la stagione ovviamente finita, a questo punto per salutare tutta la gente di Motta, tutta la dirigenza, i presidenti, il direttore Santo Murè, il team manager Turi Testa, il grande mister Iemma che quest'anno ci ha dato una grossa mano e una competenza importante, e per salutare tutti i miei compagni di squadra che spero che possiamo, diciamo, ripartire l'anno prossimo come quest'anno, oppure addirittura più forti, con un'altra mentalità ancora più vincente. Che dire, diciamo che si deve ripartire perché ci manca tanto il campo, perché ci manca tanto lo spogliatoio, dobbiamo coltivare sempre le nostre passioni. È chiaro che però si deve fare con sicurezza, perché non si può rischiare più di fermarsi in tutti i sensi, sia nella vita, nell'ambito lavorativo, che ovviamente nella passione a cui tu credi. Quindi spero che dall'anno prossimo non ci siano più intoppi e che ci possano mettere in condizioni di ripartire con la massima serenità, e si deve anche capire la situazione, diciamo, delle squadre, perché o cosa vogliono fare. Al di là del discorso della collocazione, non so cosa farà la Lega adesso, diciamo, con playoff, campionati, ancora non si sa nulla. Anzi, addirittura colgo l'occasione per fare i complimenti alla Sant'Antonio, che probabilmente sarà nella categoria superiore, ovviamente meritato. Saluto tutti i ragazzi che tra l'altro sono anche amici miei, complimenti al mister e alla dirigenza. Chiusa questa parentesi, proprio questo dico, bisogna capire, diciamo, con questo Covid, se ci sono le possibilità e le squadre se hanno la possibilità di, come tu ben sai, di sponsor, di avere, diciamo, le possibilità anche economiche, pur sia che siano, diciamo, rimborsi spese, ma che abbiano la possibilità di affrontare, diciamo, una stagione nel miglior modo possibile, ovviamente dando la nostra serietà e anche ovviamente ricambiandola. Detto ciò, fortunatamente siamo usciti da questo periodo, speriamo che inizi, diciamo, al più presto questa stagione. E che dire, ti mando un grosso abbraccio e ti faccio un grosso saluto, e speriamo che possiamo rivederci diciamo, nei tuoi fantastici salotti, con la classica tua
educazione e competenza calcistica. Un saluto grosso, un bacione Ettore, grazie per l'invito e una buona serata a tutti. Il grande bomber di razza Cosimo Montalto, trascinatore e capitano del Motta, quest'anno si è particolarmente ancora una volta messo in luce per la grande abnegazione nei confronti della squadra. Sentiamo il suo pensiero per questa stagione. Ciao Ettore, ciao a tutti gli amici di Penalty. Niente, che dire, il campionato è stato sospeso, il campionato ricomincerà l'anno prossimo con la speranza che si possa ritornare più forti di prima. Per quanto riguarda la scelta della sospensione di questi campionati, penso che sia stata la scelta migliore, la scelta più giusta. Sì, è vero, manca, perché il calcio tra noi dilettanti è un momento di sfogo, è un momento è una passione che ormai accumuliamo da parecchi anni. Però è anche vero che è molto più importante la salute di qualsiasi cosa, quindi penso che alla fine la scelta di sospendere i campionati è stata giusta. Per quanto riguarda promozioni, retrocessioni, quello penso che sia giusto che chi è in testa alla classifica abbia il giusto merito di approdare nelle categorie superiori e che in fondo, diciamo, venga retrocesso. Questo sì, però c'è da dire che alla fine è sempre uno sport, non cade il mondo, però è giusto che queste decisioni che sono state prese alla fine vengano rispettate, perché se uno si lamenta se la retrocessione è giusta o sbagliata, o mancavano 6 partite o mancavano qualcos'altro, alla fine bisogna analizzare la situazione per quella che è. È anche vero che un campionato come quello appena passato, diciamo, non è che possa durare 18 mesi, quindi è giusto che hanno chiuso definitivamente questi tornei, questa stagione, e si possa ripartire già l'anno prossimo con basi molto più solidi e più sicuri, perché c'è da dire che per il calcio dilettantistico stare dietro a tutti questi protocolli imposti dal governo non penso che sia una cosa facile, soprattutto per le società, perché già hanno dei problemi abbastanza seri, quindi ci mancherebbe che ci fossero anche quelli là di rispettare i protocolli del governo. Quindi sono convinto che alla fine il prossimo anno si possa ripartire con basi più convinte, più sicure, e si possa riprendere, tra virgolette, il cammino che abbiamo lasciato un paio di mesi fa. Del resto niente, vi auguro e ci auguriamo tutti di ritornare di nuovo a fare la vita che facevamo prima, e parlando soprattutto di calcio, perché alla fine noi dilettantistici, noi che abbiamo il calcio nel cuore, senza di quello diventa difficile. Del resto ringrazio te Ettore per l'invito e ringrazio tutti gli amici di Penalty e un caloroso abbraccio da Cosimo Montalto. Il grande bomber di razza, nonché capitano e trascinatore dell'FC Motta Cosimo Montalto, anche lui presente qui nella puntata di Penalty speciale. Non è andata particolarmente bene invece la stagione per Giacomo Parisi, che ha portato il Valdinisi per la prima volta in promozione. Sentiamo comunque il suo parere. Salve direttore, buonasera a tutti. Veniamo fuori da un periodo particolare, un periodo che nessuno di noi aveva già vissuto prima. È un periodo che ci ha segnato, perché secondo me porteremo
sempre dentro questo ricordo. Spero davvero con tutto il cuore che ci abbia fatto capire quanto sia importante la cosa semplice, la quotidianità. Stiamo cercando di ripartire, stiamo cercando di riprendere in mano la nostra vita, stiamo cercando di iniziare di nuovo a lavorare e piano piano cercheremo anche di ripartire con lo sport che amiamo fare. Io purtroppo però la vedo dura che si possa iniziare presto a ritornare sui campi di calcio, perché ci sono molte difficoltà anche per quanto riguarda la Serie A, quindi far ripartire dei campionati dilettantistici sarà molto duro anche per delle società che devono ripartire e far fronte a dei problemi economici. Spero davvero con tutto il cuore che il mio pensiero sia un pensiero sbagliato e che magari ad agosto possiamo di nuovo iniziare con la preparazione e a settembre possiamo rivederci di nuovo in campo e magari ospiti alla sua trasmissione. Le faccio l'abbraccio forte, la ringrazio per l'invito, lei è sempre una persona molto disponibile e arrivederci a tutti quanti. Stagione non particolarmente fortunata per il Valdinisi, per la prima volta nel campionato di promozione. Adesso sentiamo le parole del suo direttore generale, Salvo Basile. Buonasera direttore Tortorici, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando, buonasera a tutti gli appassionati di calcio e non solo. Dico la mia come chiesto gentilmente dal direttore stesso a proposito del Covid-19 che ha un po' spiazzato, ha colpito, ha ferito e non solo il mondo sportivo e anche il mondo sociale. Purtroppo è successa una cosa imponderabile, una cosa che non si poteva prevedere in nessuna maniera. Però per fortuna pare che pian pianino stiamo venendone fuori. È chiaro che il mondo sociale e soprattutto quello sportivo che in questo momento dobbiamo discutere ne vengano fuori ammaccati, ma da qualche parte bisogna ripartire. A tal proposito io vorrei dire il mio pensiero. Dico che oggi io rappresento in questa trasmissione la Valdinisi Calcio che milita nel girone C di promozione siciliana e dico che quello che al momento si propone o che voci di corridoio dicono, cioè la promozione per quanto riguarda la prima classificata e la retrocessione per quanto riguarda l'ultima classificata, potrebbe rappresentare una soluzione valida. A questo aggiungerei, perché è anche giusto, dar voce a chi non è riuscito a raggiungere gli obiettivi e che ancora poteva raggiungere gli obiettivi. A tal proposito propongo e dico che le seconde classificate, le terze classificate o comunque chi ne abbia titolo ad accedere soprattutto ai campionati successivi, la Lega dia un occhio di riguardo a quello che saranno le domande di ammissione al campionato successivo, le cosiddette domande di ripescaggio. Qualora non si dice che dovrebbero e falliranno tante squadre, qualora non dovessero fallire, come mi auguro, tante squadre, la Lega provvederà, a mio avviso, a comporre dei gironi formati da 18 squadre, qualora ce ne sia bisogno. Questo è quello che io propongo per quanto riguarda la promozione e l'eccellenza, così da accontentare anche piazze importanti che hanno fatto investimenti importanti per raggiungere il salto di categoria e che a causa di forze maggiori non è stato possibile. Chiaro che la situazione è atipica, speriamo che non succeda mai più, soprattutto per chi ha avuto delle perdite importanti, però
È pure vero che chi ha fatto degli investimenti e chi ha puntato a fare il salto di categoria oggi debba essere anche accontentato. Per quanto riguarda la salvezza, secondo me è giusto che l'ultima retroceda, perché comunque si tratta del campo, comunque ha dato, anche se in maniera parziale, ma ha dato quasi un verdetto, e ascoltare in ogni caso anche chi ha voglia di continuare a partecipare nei campionati di competenza, le squadre che siano retrocesse. Questo è il mio pensiero. Grazie a tutti, speriamo di ritornare al più presto a una situazione normale sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista sportivo. Speriamo che questo Covid venga presto sconfitto in maniera definitiva, così da poter fare quello che a noi appassiona di più, cioè un po' di sano sport e di sano calcio. Grazie a tutti e buona serata. E come ho sempre detto, non bisogna soltanto pensare al calcio dilettantistico che si è fermato, ma bisogna anche pensare e progettare in maniera positiva il calcio giovanile che ripartirà la prossima stagione. Ai microfoni di Penalty, Angelo Bellavia. Sono Angelo Bellavia della SD Ragazzini e Torre mi ha chiesto di dare un mio contributo sulla situazione della LND in questo momento. Diciamo che io sono forse l'ultima persona che può dare, può esprimere un proprio giudizio in quanto mi occupo di più di settore giovanile, la mia società infatti fa pure settore giovanile, anche se quest'anno mi sono avvicinato un po' all'LND perché ho collaborato ho dato la mano al Città di Mister Bianco, quindi un po' una squadra che milita in promozione. Quindi un po' ho capito le varie dinamiche, le varie problematiche che ci sono in seno alla LND. Cosa dire? È chiaro che è un momento particolare, è un momento difficile, è un momento di grande confusione dove chiaramente si dovranno prendere delle decisioni importanti per fare ripartire questo calcio che ha bisogno di certezze. Ha bisogno di un contributo da parte della federazione e del governo per far sì che non scompaiano appunto tutte queste società. Il pericolo è proprio questo, perché il Covid appunto ha messo in luce queste difficoltà che ci sono in seno a tutte le società. Oggi fare calcio è diventato quasi proibitivo perché sono molto alti i costi e quindi non è facile per niente poter gestire una società che milita in qualsiasi settore, in qualsiasi campionato di FIGC. A questo aggiungiamo anche che appunto la crisi sicuramente farà allontanare parecchie aziende che prima contribuivano con gli sponsor a mantenere in vita queste società, e quindi si capisce che diventa tutto più difficoltoso. Non chiaramente, speriamo di no, ma i presupposti purtroppo non sono rosei. Alle nastre di partenza ho l'impressione appunto che parecchie società non si presenteranno perché non hanno più la capacità economica per poter sostenere il campionato. Detto questo, mi auguro appunto che governo e FIGC, così come hanno già ventilato, grazie anche al ministro Spadafora, possano veramente dare un'iniezione di liquidità, di un contributo per dare la speranza a queste società di
di ripartire e quindi alimentare questa passione che un po' è la linfa del nostro calcio. Un po' è la stessa cosa un po' accade anche nel settore giovanile. In questo momento abbiamo difficoltà a ripartire dopo 3 mesi di inattività. Ancora un protocollo ufficiale da parte della FIGC non è uscito e questo un po' ci spiazza perché non riusciamo a capire quali sono le dinamiche giuste per accogliere i ragazzi. È tutto un momento un po' di incertezza. Spero che questa nebbia si dissolva più presto e che lo sport possa riprendere quota, perché sappiamo bene che è un elemento trainante della società. Fermare lo sport è per tutti un colpo al cuore, perché senza sport ovviamente lo dice anche il Ministero della Salute, è fondamentale, e abbassa anche le malattie, chiaramente diminuisce le malattie. Quindi auguriamoci che tutto si dissolva più presto. Torniamo a parlare di calcio dilettantistico, campionato di prima categoria, girone D, seconda classificata in questa stagione il Duilio 81. Un Duilio 81 che, ahimè, la prossima stagione sarà costretto, a meno di eventuali ripescaggi, a disputare ancora una volta il campionato di prima categoria. In questa stagione si è particolarmente messo in luce, come al solito, uno dei bomber di razza del calcio dilettantistico siciliano. Parliamo di Nino Mandanici. Di gol in carriera ne ha fatti moltissimi e quasi tutti di pregevolissima fattura, parecchi anche campionati vinti, ma soprattutto le classifiche capocannoniere messe in bacheca. Nino Mandanici, attaccante classe 93, anche in questa stagione calcistica si è issato a protagonista con la maglia della Duilio 81, formazione milazzese di prima categoria con cui ha messo a segno 21 reti in 16 partite disputate, reti queste che gli sono valse l'ennesima classifica marcatori. Un bomber con la B maiuscola, quindi, che ai nostri microfoni ha raccontato i mesi trascorsi lontano dai campi di calcio a causa dell'emergenza Covid-19 e la sua esperienza nella città del Capo. Sono stati dei mesi difficili perché comunque ti manca lo spogliatoio, ti manca quella sensazione la sera prima della partita, quell'emozione durante il riconoscimento, prima di entrare in campo, quindi sempre brutto da accettare un momento di questi, al di là della situazione che questo virus ha creato. Con la tua squadra eravate, prima che si interrompesse la stagione, al secondo posto in classifica con 43 punti, a 4 lunghezze dalla nuova azzurra, e c'erano 6 partite alla fine. In cuor tuo cosa pensavi? Potevate ancora farcela magari ad arrivare primi? Beh, diciamo che il campionato si è concluso con l'amaro in bocca per noi, perché io credo che ancora la strada era lunga e c'erano molte probabilità per noi di raggiungere la vetta. E comunque un complimento va alla Nuova Azzurra, che fino all'ultima partita che si è disputata ha meritato la posizione in classifica. Nonostante tu quest'anno comunque non abbia giocato tutte le partite, su 20 gare ne hai disputate soltanto 16, hai comunque lasciato un segno importante perché sei il capocannoniere con 21 gol realizzati, una tua specialità vincere la classifica cannonieri, ma qual è il segreto? Il segreto è il frutto del lavoro della settimana. Avere una squadra che comunque competitiva, che ti aiuta tantissimo, perché diciamola tutta, senza i miei compagni di squadra credo di non aver realizzato tutte queste reti. Nella maggior parte delle partite sono stato decisivo, ma è sempre frutto e merito della squadra. Io metto un po' del mio e quello che posso fare faccio. È il primo anno con la Duilia e devo dirti che mi sono trovato benissimo, gente abbastanza seria e stupenda, soprattutto come il dirigente Enzo Coppolino, una persona meravigliosa,
e quindi lo ringrazio tantissimo e credo che possa fare tanto per la Duilia lui. Ne approfitto anche per ringraziare tutti i compagni di squadra, ragazzi meravigliosi, stupendi, il direttore sportivo Antonio Loduca, una persona buonissima, dolce e serissima, e infine ci tenevo a ringraziare tantissimo il mister Giuseppe Anastasi, che per me, oltre ad essere il mio allenatore da qualche anno a questa parte, è una persona abbastanza importante. Visto i tuoi tanti gol fatti, magari avrai calciomercato, squadre ti cercheranno. Qual è il futuro di Nino Mandanici? Beh, diciamo che le squadre ci sono sempre state, però io già da quest'anno avevo un po' di timore a continuare perché a causa di alcuni infortuni negli anni passati e qualcuno che attualmente ho addosso, non credo di un altro anno di affrontare un altro campionato. Poi vedremo se più avanti farò un piccolo intervento al ginocchio e riusciremo di nuovo a ritornare il Nino di prima. Conferma per il Città di Catania del presidente Ponticello, una conferma anche per l'allenatore Filippo Millauro. Oggi su invito di Ettore vi vorrei parlare della squadra a cui ho allenato quest'anno, il Città di Catania, e della situazione che stiamo vivendo sportivamente parlando, non solo in questo momento. E niente, per quanto riguarda la società che ho allenato, il Città di Catania, sono felice di come sono andate le cose, anche se non siamo riusciti a concludere il campionato, visto che mancavano 6 partite, perché abbiamo raggiunto l'obiettivo che avevamo programmato all'inizio di stagione. L'abbiamo fatto con un gruppo fantastico di ragazzi più o meno giovani, ed si è creato un bel mix, un gruppo speciale, perché siamo riusciti a andare avanti sempre insieme. Agli allenamenti eravamo sempre il 25 minimo, abbiamo avuto l'opportunità di fare giocare tutti, ma soprattutto si è creato qualcosa di indissolubile, perché il rapporto amichevole che si è venuto a creare è molto forte. Con merito anche dei miei collaboratori e amici, signor Corvo, direttore, Cristiano Panarello, preparatore dei portieri, Gaetano Tomaselli, giocatore e mio collaboratore. Ci siamo dannati l'anima tutti per cercare di fare qualcosa di buono e ci siamo, secondo me, riusciti alla grande. Per questo io ringrazio tutti, dal primo all'ultimo giocatore, e i collaboratori che ho avuto quest'anno, che mi hanno fatto passare una bellissima stagione. Probabilmente non si continuerà con questa squadra al Città di Catania, perché non ci sono i presupposti, non ci sono le persone adeguate perché si possa andare avanti. E spero di fare calcio con questo gruppo magari da un'altra parte e divertirmi per come mi sono divertito quest'anno. Per quanto riguarda il calcio dilettantistico, sta vivendo sicuramente un momento alquanto brutto, perché con l'avvento del Covid chiaramente si sono create delle situazioni all'interno delle società che non si aspettavano, perché vivendo di sponsor chiaramente qualcuno non sta potendo onorare il suo promesso. E con questo sicuramente chiuderanno parecchie squadre, non si iscriveranno al campionato, per cui ci sarà secondo me una rivoluzione dei campionati dilettantistici. Vorrei dire una cosa, che forse non tutti i mali vengono per nuocere, perché dal momento in cui tante società non si iscriveranno al campionato, probabilmente si farà una selezione di società, di persone, di uomini e di tutto chi sta attorno a questo fenomeno, perché così rimarranno solamente le persone che hanno la voglia di fare calcio pulito, di farlo per bene e di farlo soprattutto in sincerità, non prendendo in giro le persone.
Io non vorrei aggiungere altro, vorrei solamente ringraziare te Ettore perché mi dai sempre l'opportunità di dare il mio contributo alla trasmissione esprimendo la mia opinione. Io potrei parlare, tu lo sai meglio di me, del calcio dilettantistico e di quello che succede in giro giorni e giorni, ma non voglio farlo perché non voglio tediare nessuno. Voglio solo e semplicemente salutare i miei giocatori che non vedo, non sento da parecchi mesi e non vedo l'ora di poterli riabbracciare, loro e anche gli avversari, di vivere quello che il calcio e la passione del calcio ci dà, cioè il saper stare insieme. Questo però non è una cosa che sanno fare tutti. Un abbraccio ancora Ettore, spero di poterlo fare quanto prima di persona. Ciao! Sarà un'altra settimana campale. Mercoledì 10 ci sarà l'ultimo, speriamo, incontro definitivo del Comitato della Lega Nazionale Dilettanti che dovrebbe definire in maniera dettagliata a questo punto le classifiche finali del campionato di prima categoria, di promozione, di eccellenza e ufficializzare le squadre che la prossima stagione disputeranno il campionato di Serie D. Sarà insomma una settimana importantissima e noi per chiudere la puntata odierna della nostra trasmissione abbiamo deciso di sorridere un po', grazie a Paolo Bunafò e alla produzione 3M TV che ha realizzato un video originalissimo. Prendiamoci un po' in giro, ne vale proprio la pena. Appuntamento alla prossima settimana. Yeah.